Il villaggio nuragico di Serrios è situato presso Dorgali. Lo stesso villaggio è costituito da centinaia di capanne, alcune delle quali sono semplici a pianta circolare. Qua abbiamo una ricostruzione ideale effettuata dall'archeologo Francesco Carta, storico di Cose Sarde. Le capanne sono raggruppate e anche sono isolate, servite da stradine e da piazzette in cui sono ubicati alcuni pozzi pubblici. Abbiamo due aree principali, una delle quali separata dall'abitato da un poderoso antemurale circolare. Da questa struttura si apre l'ingresso dell'abitato. L'altra area è caratterizzata da un tempio che presenta perfettamente le sue murature. Per quanto riguarda l'origine di questo sito, possiamo affermare che va dal bronzo medio al bronzo recente. Vi ricordo che è anche importante visitare la non molto lontana, ed è importante anche osservare che da quelle parti, nei territori limitrofi, dopo circa 2,5 km si può raggiungere la tomba dei giganti di Bilisteddi, ricordo in territorio di Dorgali.